Appuntamenti in agenda per giovedì 20 novembre. La filosofia di fronte alle opportunità del futuro è il tema scelto dall'Associazione Filosofica Ligure per celebrare la Giornata Mondiale della Filosofia 2025. Il convegno si terrà dalle 9:30 alle 19 nell'Aula Magna di Via Balbi 2 a Genova. Le ACLI di Genova ospitano la Carovana della Pace con il programma Peace at Work, l'Italia del lavoro costruisce la pace. L'evento si terrà a Genova nel piazzale del Santuario di Oregina presso il Circolo ACLI Valori Alpini APS dalle 9:30 alle 12:30. Interverrà Don Giampiero Carzino, direttore dei Cappellani del Lavoro di Genova, in dialogo con il professore Carlo Castellano, manager e imprenditore. Fino al 23 febbraio sarà possibile visitare la mostra Sacro e Pop, la quasi oliva speciosa in Campis, allestita al Museo Diocesano di Genova. La mostra si propone di raccontare la doppia vita dell'opera di Niccolò Barabino, da un lato il capolavoro di un grande protagonista della pittura sacra ottocentesca, dall'altro l'immagine che replicata e reinterpretata diventa un'icona familiare. Orari di apertura 10, 13 e 14-18 il lunedì, 14-18 da mercoledì a domenica. Nell'ambito del progetto La Rete dei Libri Donati, alle 16 nella Biblioteca Cervetto a Genova si terrà una conferenza a cura di Marco Doria. Tema dell'incontro il libro Il suicidio di Israele di Anna Foa. Alle 16:30 presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso della Castagna, in via Schiaffino 32 a Genova, sarà proiettato il docufilm Amianto, Genova, storia di una lotta operaia, con la presenza del regista Ugo Roffi. L'Associazione Italo-Britannica di Chiavari organizza alle 17 presso l'Hotel Monterosa di Chiavari la conferenza Innocent Hunters and the Shadow of Man, The Life of Jane Goodall. L'evento, presentato dal professore Samuele Rizzardi, è dedicato alla vita e all'eredità scientifica di Jane Goodall, pioniera degli studi sui primati. Il palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa di Genova ospita La gatta sul tetto che scotta, dramma di Tennessee Williams. Cura la messa in scena il regista Leonardo Lidi, appuntamento alle 19:30. Prosegue a Genova il Festival di Teatro Acropolis Testimonianze e Ricercazioni, dedicato al dialogo tra le arti performative. Alle 20:30 al Teatro Acropolis è previsto l'incontro gratuito Pensare il teatro, in cui si terrà la presentazione dell'omonimo volume a cura di Roberto Cuppone. A seguire alle ore 21 la danzatrice e coreografa Lucia Guarino presenta Pinocchio, esibizione che esplora il desiderio di riconoscersi ed accettarsi. L'ultimo appuntamento è alle ore 21:30 con la proiezione gratuita di La parte maledetta, viaggio ai confini del teatro, Gianni Starapoli.